Ciao ragazzi, la primavera è la stagione più bella perché c'è il risveglio della natura, ma soprattutto sono arrivate le fragole dei panettini. Che varietà è questa, Marco? Questa si chiama Deli. È una varietà storica per voi? È una varietà che già da 10-12 anni che la coltiviamo. E cos'ha di speciale? Perché queste sono le fragole di panettini, vero? Le fragole che come le abbiamo assaggiate abbiamo subito ricordato i sapori della fragola antica. E voi la portate avanti anche per questo? E facciamo solo questa perché abbiamo visto che è uno spettacolo, è una vera delizia. Come si sceglie una varietà? Come si arriva a dire, o quando si arriva a dire, questa va bene? La varietà si arriva al massimo della conoscenza e delle sue necessità o caratteristiche dopo il terzo anno che si coltiva. Quindi bisogna provare, bisogna sperimentare, è un cammino lungo, voglio dire. Sì, non è che perché da una varietà all'altra una richiede più sole, più luce, più caldo, più freddo, più aperto le serre, meno aperte, perché ognuna ha le sue esigenze e caratteristiche e non è così facile. Le fragole sono tutte fragole, ma ogni varietà ha un po' le sue pretese. Però alla fine hai scelto una Deli. Abbiamo scelto la Deli perché Stefano ha porta pazienza, ma non abbiamo più trovato una fragola tanto da farla più buona di questa. Oltretutto, queste sono fragole che nascono per impollinazione, ci sono le casette dei bombi e questo vuol dire ammirare la genuinità e la salubrità della natura. Noi è già da parecchi anni che facciamo l'impollinazione facendoci aiutare dagli insetti impollinatori, anche perché guarda come è fatto il frutto e capisci se fanno il suo lavoro o no. Gli è bravi? Gli è bravissimi e lavora sempre e costa poco. Le cassette, le fragole appena raccolte, perché è importante essere veloci poi, vero? È importante perché più breve il tempo e più si mantengono le caratteristiche del prodotto e quindi il gusto, la dolcezza e il sapore, insomma. Quindi quante ore passano dalla serra al negozio? No ore, Stefano, passano minuti, Quindi, secondi quasi. Cioè tu mi stai dicendo che il furgone è pronto per partire Se dici andiamo che portiamo subito le fragole in negozio per venderle. e mi dico andiamo che abbiamo catastale, vero? Beh. Andiamo! Davide, brillano queste fragole, sembrano finte, Brillano di freschezza, Stefano, appena arrivate dalle serre. quindi è un segno questa lucentezza. Uno dei segni che fa vedere che effettivamente la fragola è fresca. Allora, le abbiamo viste nascere, sono le prime, avete cominciato da poco la raccolta, immagino. Sì, la primizia. Però adesso le abbiamo viste sul campo, le abbiamo viste nascere e raccogliere, adesso Davide Spolanca ce lo siamo meritati, vero? Sì, dai. Una che è le prime che ne poche fraghe. Senti invece, No, guarda. che ne fermo catta su a Stefano domani. Che è posto anche a partire nei campi, Stefano. Ma mi vengono Una. che se la paga le questa merita. Magari anche più di una, però Marco era... Insomma, la settimana che vente te lo do. Ciao ragazzi, viva le fragole, naturalmente scherziamo. Potevo far tre, manco Marco era.